Gesù mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto soprattutto che meditassi la sua dolorosa passione. In seguito a questa meditazione, molta luce si è riversata nella mia anima. Chi vuole imparare la vera umiltà, mediti la passione di Gesù. Io desidero essere simile a te, o Gesù. A te crocifisso, maltrattato, umiliato. O Gesù, imprimi nella mia anima e nel mio cuore la tua umiltà. Ti amo, Gesù, alla follia. Te. Annientato. Come ti descrive il profeta. Coroncina la divina misericordia. Con meditazioni di Suor Faustina Kowalska. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Prima meditazione. L'orazione di Gesù nell'orto degli Ulivi. La sera, quando entrai nella piccola cappellina, udii nell'anima queste parole. Figlia mia, medita su queste parole. Ed in preda all'angoscia, pregava più a lungo. Quando cominciai a riflettere più a fondo, molta luce penetrò nella mia anima. Compresi di quanta perseveranza nella preghiera abbiamo bisogno, e che da tale faticosa preghiera dipende talvolta la nostra salvezza. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Seconda meditazione. La flagellazione di Gesù Cristo. Vidi Gesù mentre veniva flagellato. Che supplizio inimmaginabile! Come soffrì tremendamente Gesù per la flagellazione.
O poveri peccatori! Come vi incontrerete nel giorno del giudizio? Con quel Gesù che ora torturate a quel modo. Il suo sangue colava per terra. E in alcuni punti cominciava a staccarsi la carne. Sulla schiena ho visto alcune sue ossa scarnificate. Gesù emetteva flebili lamenti e sospiri. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Terza meditazione. La coronazione di spine di Gesù Cristo. Dopo la flagellazione, i carnefici presero il Signore e gli tolsero la veste, che si era già attaccata alle piaghe. Mentre gliela toglievano, le sue piaghe si riaprirono. Poi buttarono addosso al Signore un mantello rosso, sporco e stracciato, sulle piaghe aperte. Quel mantello arrivava alle ginocchia, solo in alcuni punti. Poi ordinarono al Signore di sedersi su un pezzo di trave, mentre veniva intrecciata una corona di spine, con la quale cinsero la sacra testa. Gli venne messa una canna in mano, e ridevano di lui, facendogli inchini, come ad un re. Gli sputavano in faccia, ed altri prendevano la canna e gliela battevano in testa, ed altri gli procuravano dolore, dandogli pugni. Altri gli coprivano il volto e lo schiaffeggiavano. Gesù sopportò in silenzio. Facevano a gara per schernire il Signore. Riflettei. Da che cosa potesse derivare tanta malignità nell'uomo? E purtroppo questa deriva dal peccato. Si erano incontrati l'amore ed il peccato. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Quarta meditazione. La salita di Gesù al Calvario. Il mondo non conosce ancora tutto quello che Gesù ha sofferto. Gli ho fatto compagnia nell'orto degli ulivi e nel buio della prigione sotterranea, negli interrogatori dei tribunali. Sono stata con lui in ogni tappa della sua passione.
Non è sfuggito alla mia attenzione un solo movimento, né un suo sguardo. Ho conosciuto tutta l'onnipotenza del suo amore e della sua misericordia verso le anime. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Quinta meditazione. La crocifissione e morte di Gesù. Alle 3 vidi Gesù crocifisso, che mi guardava e disse: "Oh 7. Ad un tratto vidi che dal suo costato uscirono gli stessi 2 raggi, che sono nell'immagine. Nello stesso momento sentii nell'anima un desiderio di salvare le anime e di annientarmi per i poveri peccatori. Gesù ormai ha concluso la sua vita mortale. Ho udito le sue 7 parole. Poi ha guardato verso di me ed ha detto: Diletta figlia del mio cuore, tu sei un refrigerio per me fra orribili tormenti. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua, che scaturiste dal cuore di Gesù, come sorgente di infinita misericordia per noi, confidiamo in voi. Litania alla divina misericordia. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno dei Padri. Confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Confido in te.
Misericordia di Dio. Mistero incomprensibile. Confido in te. Misericordia di Dio. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Confido in te. Misericordia di Dio. Che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Confido in te. Misericordia di Dio. Da cui proviene ogni vita e felicità. Confido in te. Misericordia di Dio. Sublime più dei cieli. Confido in te. Misericordia di Dio. Sorgente di stupende meraviglie. Confido in te. Misericordia di Dio. Che abbracci tutto l'universo. Confido in te. Misericordia di Dio. Che scendi al mondo. Nella persona del Verbo incarnato. Confido in te. Misericordia di Dio. Che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Confido in te. Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Confido in te. Misericordia di Dio. Imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia. Confido in te. Misericordia di Dio. Che fondasti la Santa Chiesa. Confido in te. Misericordia di Dio. Che istituisti il sacramento dei battesimo. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Confido in te. Misericordia di Dio. Che per tutta la vita ci accompagni. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ci doni la vita immortale. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Confido in te. Misericordia di Dio. Che converti i peccatori, induriti. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Confido in te. Misericordia di Dio. Meraviglia per gli angeli. Incomprensibile ai santi. Confido in te. Misericordia di Dio. Presente in tutti i divini misteri. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ci sollevi da ogni miseria. Confido in te. Misericordia di Dio. Sorgente d'ogni nostra gioia. Confido in te. Misericordia di Dio. Che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Confido in te. Misericordia di Dio. Che abbracci tutte le opere nelle tue mani. Confido in te. Misericordia di Dio. Che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Confido in te. Misericordia di Dio. In cui tutti siamo immersi. Confido in te. Misericordia di Dio. Amabile conforto dei cuori esacerbati. Confido in te. Misericordia di Dio. Speranza unica dei disperati. Confido in te. Misericordia di Dio. In cui i cuori riposano. E gli spauriti trovano la pace. Confido in te. Misericordia di Dio. Che ispiri speranza contro ogni speranza. Confido in te. Agnello di Dio. Che togli i peccati del mondo. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio. Che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio. Che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Dio eterno, la cui misericordia è infinita. E in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà. E moltiplica in noi la tua misericordia. Affinché, nei momenti difficili, non ci perdiamo d'animo. E non smariamo la speranza. Ma, con la massima fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Consacrazione del mondo alla divina misericordia. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo. E l'hai riversato su di noi. Nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo. E di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori. Risana la nostra debolezza. Sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia. Affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre. Per la dolorosa passione e la risurrezione del suo Figlio. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. O Madre di Dio. La tua anima è stata immersa in un mare di amarezze. Guarda la tua bambina. Ed insegnale a soffrire. E ad amare nella sofferenza. Fortifica la mia anima. In modo che il dolore non la spezzi. O Madre della grazia. Insegnami a vivere con Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.